Amiche e amici, buonasera, benvenuti alla terza puntata, secondo anno di Mani e Fuori, la trasmissione di TV7 Triveneta interamente dedicata al volley. Le avete già viste, questa sera l'avevamo promesso, parliamo finalmente di pallavolo femminile. Il primo applauso è la Janus di Selvazzano e poi scopriremo che non è solo Selvazzano. Il primo applauso è per voi ragazzi, fatelo. Ce l'aveva promesso Mauro Bergamaschi, che è qui questa sera, ci aveva detto, lui socio della Pallavolo Padova, ci ha detto vi porterò questa squadra, questa polisportiva, parleremo di questa nuova esperienza che si sta vivendo nella città di Selvazzano Dentro, come sempre ne parleremo nella terza parte, come sempre prima parleremo di A1 con i nostri ospiti. Ho il piacere di avere il capitano della Fidia Padova, Simone Tiberti. Buonasera. Un volto vecchio, me lo consenti, e un volto nuovo perché è la sua prima stagione in bianconero, il tedesco Sebastian Schwarz. Buonasera. Ti prometto che parlerò piano perché io parlo molto veloce. So un po' il tedesco, ma è meglio che io non parli tedesco questa sera perché farei delle brutte figure, quindi parlerò in italiano piano perché tu parli molto molto bene l'italiano. È vero o no? No, non è vero, ma facciamo così. Facciamo finta che sia così, va bene. Sa invece molto bene l'italiano perché ogni tanto quando ha del tempo che gli avanza scrive qualche libro, Diego Zilio del Mattino di Padova. Ciao Diego. Buonasera. E poi continua la nostra conoscenza dei soci importanti, dei soci che hanno fondato, che stanno facendo la storia di questa società, di questa Pallavolo Padova. Questa sera abbiamo con noi Ivo Lamenti, socio Pallavolo Padova. Ciao Ivo. Buonasera, grazie, ciao Massimo. Ivo Lamenti tra l'altro che ha un'esperienza, poi ne parleremo, di lunga data nella pallavolo, anche femminile, no Ivo? Anche femminile. Poi ci racconterai qualcosa. Qualcosina, volentieri. Bene, come sempre partiamo con ordine e vediamo quello che è successo domenica scorsa con i risultati del campionato di A1 maschile. Prego la regia. Eccoli qua, successo esterno dell'Itas Trento 3-2 a Piacenza con la Copra. La sconfitta della Fidia per 3-1 a Monza con l'Acqua Paradiso. Successo esterno di San Giustino che vince 3-2 a Latina in casa dell'Andereoli. Successo esterno anche della Banca Lanutti Cuneo che vince ancora il tie break in casa della Tonno Calipo di Vibo Valencia. Grande derby 5-7 tiratissimi, è finita 19-17 per la Marmilanza di Verona con la Sisley di Belluno, come sempre fa un certo che dire Sisley Belluno e non Sisley Treviso. Poi successo esterno di Casa Modena per 3-0 a Ravenna con la CMC e ancora un successo esterno della Lue Macerata in casa dell'M Roma Volley. Questi i risultati dell'ultimo turno e come sempre andiamo subito a vedere anche la classifica che arriva ora. Itas Trento a 8 punti, Lube a 6 con Casa Modena, Cuneo a 5, Andreoli Latina a 4, Tonno Calipo a 3 con San Giustino e Acqua Paradiso Montichiari, oltre che con Fidia Padova. A 2 c'è la Marmilanza di Verona, un punto per la Sisley Belluno e la Copra Piacenza, ancora fermi a 0 CMC Ravenna e M Roma Volley. Chiaramente Itas Trento e Fidia Padova hanno una partita in più perché hanno già giocato il terzo turno, quello che si dovrebbe giocare domenica, che si giocherà domenica prossima e che invece vedrà ferme le due formazioni. Padova perché gioca con Trento e Trento perché inizierà proprio domenica la sua avventura nel mondiale per club in Qatar. Partiamo da questi risultati. Simone, tu sei un ex dell'Acqua Paradiso, domenica questa sconfitta per 3-1, una partita molto strana. Avete giocato un primo set direi male e poi 3-7 invece alla pari con un tentativo di clamorosa rimonta nel quarto set. Sì, siamo partiti proprio male secondo me perché loro non sono ancora a pieno regime, hanno appena ritrovato il palleggiatore titolare e secondo me potevamo fare qualcosa in più. Io penso che non una vittoria magari, ma un punto almeno dovessimo portarlo via da là. Peccato perché il primo set non è stato giocato, il secondo e il terzo sì, il quarto siamo partiti ad handicap, veramente siamo partiti molto male e per poco non ci riesce anche il colpaccio, però ritengo che sia un'occasione un po' persa. Monza che tipo di squadra ti è sembrata? Monza, a parte che degli ex, ho giocato ormai solo con 3 dei ragazzi che erano di là, però hanno ritrovato De Cecco che è un palleggiatore che fa della velocità la sua arma migliore e una squadra comunque con una panchina molto lunga, quindi hanno tante alternative, quando esce Alexi entra uno, insomma una squadra con tanti bei nomi che però secondo me ancora non è al top e che lascerà qualche punto per strada. Sebastian, hai fatto il tuo esordio vero domenica scorsa, perché già nelle prime partite avevi fatto qualche posizione di ricezione, domenica invece hai fatto 7 punti e io quando ho parlato con Santuzza alla fine della partita mi ha detto uno dei migliori è stato Schwarz. Sei stato contento di questa partita?
No, contento no, perché non ho vinto questa partita, ma per me è importante, io sto meglio adesso, sono in grado di giocare e questo è per me molto importante. Ecco, vogliamo dire che tu hai avuto questo problema alla schiena che ti ha costretto a non giocare praticamente nemmeno un punto agli europei, così adesso è passato. Sì, spero è passato, senti adesso abbastanza bene. Sì, tutto Ti stai allenando a pieni giri? Sì, dall'ultima settimana faccio tutto, sì. Diego, ti aspettavi qualcosa di più da questa trasferta? È arrivato quello che ci si aspettava, un set, cioè nulla in termini di punti? Oppure hai visto comunque una squadra viva che c'è in campo? Diciamo entrambe le cose, sicuramente l'andamento della partita accresce il rammarico più ancora rispetto a quanto ci si potesse appunto immaginare prima della partita con questo risultato, perché è stata una gara dei due volti, perché Padova ha messo seriamente in difficoltà Monza, perché come ricordava Simone appunto Monza non è ancora al top, per la verità sì, una bella squadra proprio per le difficoltà che sta affrontando adesso, appunto anche di amalgama, avendo ritrovato il palleggiatore, si vede anche che probabilmente non è ancora al top per certi aspetti, e questo sicuramente lascia rammarico, perché sono punti che non sono arrivati, e con l'equilibrio che credo ci sarà in questa stagione, insomma, tolte le 2 o 3 corazzate, certo ci sono squadre di diverso livello, ma diciamo sono sfumature, e quindi perdere occasioni così pesa alla fine. Ecco, penso che quest'anno molte squadre possono far punti con molte altre squadre, e questo alla fine può essere una cosa bella, perché dice io posso far punti con Piacenza, posso far punti con Vibo, posso far punti con Modena, teoricamente, sì. Il problema è che lo possono fare anche gli altri. E io allora quello che mi chiedo sempre, Diego, e chiedo anche a te, siccome noi di Padova dobbiamo metterci dietro 2 squadre, no? Minimo, perché 3 è meglio, ma 2, con 2 siamo a posto, no? Allora, credo che sia davvero difficile, era difficile quest'estate a bocce ferme, lo è forse più ancora ora, pensare quali possono essere teoricamente queste 2 squadre, perché è vero che siamo solo alla seconda o terza di campionato, è vero che c'è tanta strada, è vero che gli equilibri sono tutti da vedere, però vedere 2 squadre oggi, passami il termine, nettamente più scarse della Fidia Padova, io faccio un po' fatica, quindi che significa che sarà da lottare fino alla fine? Sicuramente, infatti la questione dell'equilibrio di cui parlavamo anche in altre occasioni è questa: se togli Trento, Macerata, Cuneo, puoi mettere un gradino sotto la stessa Monza, Piacenza, che comunque non è partita benissimo con Padova, ma ha sicuramente un potenziale enorme, ma poi non vedo, appunto, come dici bene tu, squadre materasso nettamente inferiori. A fare i conti, sì, sulla carta, come siamo stati chiamati a fare, puoi dire l'altra neopromossa, perché è naturale dire l'altra neopromossa, indicare Ravenna, puoi dire Latina, forse la stessa Vibo, che probabilmente ha qualcosina in più, ma non ho detto quanto, ma la stessa Belluno potrebbe essere poi a ritrovarsi in pedagata, la stessa Verona, insomma è difficile, francamente. Parliamo un po' di Belluno, che voglio approfondire il momento di questa società. Ivo, come si sta vivendo all'interno della società, di questi 60 e passa soci, questo momento che non è un momento difficile, attenzione, abbiamo fatto 3 punti con 3 avversari importanti, per cui bene così, ma come si sta vivendo questa nuova dimensione di squadra che l'anno scorso vinceva quasi sempre, che quest'anno invece perderà molto di più purtroppo? La società non sta facendo drammi sicuramente, sapevamo che non sarebbe stato un anno facile, anche se siamo solo all'inizio, non vinceremo 20-21 partite sicuramente. Non facciamo drammi e sappiamo e siamo consci che dobbiamo cercare di vincere, di portare a casa punti, perché l'obiettivo salvezza, come dicevi giustamente te, 2 squadre dietro, ci obbliga a entrare in campo sempre con la caparbietà e la necessità di portare a casa dei risultati utili. Bisogna entrare in campo convinti, perché la squadra c'è, i giocatori ci sono, quindi domenica non sono entrati in campo tanto convinti però. Ma anche col Trento non sono entrati convinti, forse stiamo pagando un po' di sudditanza, un po' di paura, di stress. D'altronde con certe squadre da perdere c'è niente, col Trento c'è niente da perdere, quindi entrare in campo convinti di fare una bella partita era forse l'arma migliore, mentale sicuramente, per tutta la squadra. Non facciamo drammi, siamo in fase di partenza, stanno rodando anche loro, Svalza è entrato da poco, Gonzales è un nuovo arrivo, quindi c'è tutto ancora io credo da amalgamare e trovare fiducia. Abbiamo visto che domenica, sostituendo Gonzales con Tiberti, la squadra ha preso un asset diverso e abbiamo messo in difficoltà in maniera maggiore il Monza, quindi sono tutte tattiche che io credo, e non spetta comunque a me dirlo per l'amor di Dio, il nostro tecnico che è bravo saprà nel tempo mettere a frutto. Insomma. Simone,
sei capitano, il punto di riferimento l'anno scorso, quest'anno hai un ruolo almeno in partenza, passami il termine, un po' più defilato. È vero che anche in passato tu hai avuto campionati in cui eri il secondo e poi sei diventato il primo. Quest'anno come stai vivendo questa situazione, almeno per ora, di capitano non giocatore, anche se in realtà poi, come diceva Ivo giustamente, domenica sei entrato e hai dato una bella scossa alla squadra. Ma la sto vivendo in maniera un po' diversa dagli altri anni in cui magari la prendevo un po' peggio. I passati a Montichiari sempre a rincorrere. Quest'anno sono più tranquillo, forse perché sento più mia la squadra, la società, insomma, sono arrivato qua insieme all'inizio proprio di questa nuova avventura, quindi sono tranquillo, poi so che i miei momenti arriveranno. Domenica è arrivato il primo, peccato che non sia andato del tutto bene, però piano piano... Come si dice in questi casi adesso cado nelle banalità, mi faccio trovare pronto dal mister, diciamo qualche banalità. Sì, dai. proprio le banalità da calciatore, sì, lavoro per farmi trovare pronto e finiamo qui questa parentesi. Anche perché quando entri in campo gli applausi maggiori sono per te, Diego, è vero o no? Sì, sì. Sono sempre io il più piccolo, faccio sempre tenerezza anche di Noi che stiamo scrivendo, facendo le telecronache, no? Magari siamo un po' distratti, non ci accorgiamo subito del cambio, però il livello sonoro, quando senti un po' di urli, cioè, ti becchi. Sono il più vecchio, il capitano. Più vecchio o il più piccolo? Sì, faccio tenerezza, quindi per l'altezza. Sebastian, come ti trovi in questo gruppo? Ma penso l'ambiente è molto, molto bene, tranquillo, lavoriamo abbastanza bene e sì, adesso è importante prendere o portiamo a casa punti, no, ma fino adesso tutto a posto. Cosa c'è di tedesco in questa squadra, se c'è qualcosa di tedesco? Di tedesco, puntualità, penso. Ordine? Ordine. Le auto. L'altra non lo so, dopo l'auto. Sì. Avete uno sponsor che vi dà le macchine tedesche quest'anno, vero? Le auto tedesche? No, sponsor. Ho visto qualche macchina con delle scritte tedesche. Ascolta, invece dimmi un po' come città, così, stai girando un po', la conoscevi Padova? Sì, un po', 2 o 3 volte al centro, e penso è una città bellissima, sì, fino adesso il tempo è bene. Tu arrivi da Perugia, anche Perugia è una bella città. Sì, no, ma noi giochiamo a San Giustino e questi sono 50 km, è stato 2 o 3 volte a Perugia, è diverso. È diverso, allora sì, assolutamente. Ci fermiamo qui per la prima parte, nella seconda parte approfondiremo, sentiremo anche cosa ci hanno detto in settimana Paolo Montagnani e Javier Gonzalez su quello che è successo a Monza domenica scorsa e su quello che sarà il prossimo impegno domenica 16 con la Mar Milanza Verona, il primo vero big match dell'anno. A tra poco! Eccoci qua, seconda parte di Mani e Fuori, siamo con Simone Tiverti, Sebastian Schwarz, Diego Zilio, Ivo Lamenti, le ragazze della Janus, Antonio Civiero, il presidente Rossetto, Mauro Bergamaschi, che ringrazio ancora una volta perché è stato con noi ospite la settimana scorsa a parlare di figli a Padova, che stasera ci ha portato la Janus e poi approfondiremo chiaramente con Mauro cosa sta succedendo a Selvazzano. Ma torniamo a parlare di A1 e cominciamo subito a sentire quello che ci ha detto ieri il coach Paolo Montagnani sulla partita di Monza e sulla prossima con Verona. Prego la regia. Paolo, a Monza è stata un'occasione persa? Ma abbiamo avuto nel quarto set l'occasione di andare 24-23 dopo una rimonta ottima perché eravamo sotto 16-7, 18-11, eravamo 23 pari, avevamo lavorato bene con una battuta di Koshikawa, abbiamo lavorato bene a muro, abbiamo avuto la palla per andare 24-23 e mettere ulteriore pressione su Monza e non l'abbiamo sfruttata. Questa è stata l'occasione. È chiaro che questo non vuol dire che avremmo vinto il set o avremmo vinto la partita, però è stata un'occasione importante. Squadra che dimostra comunque di essere viva. No, la squadra è viva, la squadra anche a Monza ha avuto una grande reazione. Sì, abbiamo cominciato male, non abbiamo cominciato bene, abbiamo cominciato male tecnicamente la partita, senza neanche star lì a vedere se eravamo contratti o meno, ma tecnicamente abbiamo commesso degli errori che ce li siamo portati avanti per tutto il primo set e ci hanno un po' condannato. Nel secondo siamo andati punto a punto, abbiamo avuto anche lì la palla del 24-23, avevamo lavorato bene, attacco a tutto braccio fuori, non possiamo dire niente, è andato fuori, era meglio se andava dentro, ma eravamo anche lì a giocarci il set e la partita.
Ascolta, adesso avete questa domenica di pausa perché avete già giocato con Trento. Programma di questi giorni? Beh, tanto lavoro perché facciamo una settimana di carico anche dal punto di vista fisico e stiamo già preparando la partita di Verona. Partita di Verona, io ho detto ai ragazzi che andiamo laggiù a vincere, andiamo laggiù a mandare il messaggio che noi nella zona bassa della classifica ci vogliamo stare il meno possibile. Non è possibile, così ha detto Paolo Montagnani. Simone, io però sono rimasto un po' sconvolto perché quello che è successo domenica nel quarto set, e non me ne vogliano le ragazze che sono qui in studio, è stato tipico della pallavolo femminile, 16-7 per una squadra e 16-7 poi per l'altra, che fa 23 pari. Sì, non quadra molto. Sì. Come mai? Vedendo anche la partita da fuori un po'. Perché un doppio 16-7 è davvero difficile. Le squadre hanno fatto fatica molto in attacco, sia l'una che l'altra, in tutti i set mi sembra. In particolare nel quarto la palla quasi non andava più giù perché vuoi la stanchezza, vuoi le difese belle o i tocchi a muro, la palla non andava più giù. Alla fine abbiamo fatto quello scattino, un paio di ace, un paio di muri. È stato, infatti anch'io dentro da poco guardavo poco il punteggio, che ho detto tanto adesso ci proviamo, ma il 25 arriva per loro di sicuro. A un certo punto ho visto che ci avvicinavamo a una sensazione strana, in effetti. Non si vede. Il pallone del 23 pari com'è stato? Tanto prego la regia di mandare comunque le immagini della partita con Monza. Se non sbaglio il 23 pari deve essere stata una palla alta loro, che abbiamo un rigore che devo fare io, abbiamo rigiocato e poi una difesa mia è finita sul nastro e non l'abbiamo giocata, se non sbaglio, una cosa del genere. Però non era l'unica occasione, hanno fatto anche dei colpi un po' fortunati loro, perché Gavotto che ha difeso, nascondendosi dalla palla, ha difeso una palla, insomma. Siamo stati anche un po' sfortunati in quel set. Sebastian, ti è piaciuta questa partita comunque? No. Zero proprio, No, niente no. di buono di questa partita, non è uscito. No, 2 set noi abbiamo giocato molto bene e l'altro 2 set, non lo so. Non giochiamo così, per noi è importante giochiamo con un ritmo più alto in tutti i set e non un set con un ritmo molto alto e l'altro partiamo male o qualcosa così. Per noi è importante crescere anche, perché quando giochiamo così è difficile vincere alla fine. Ascolta, siete in 4 per 2 posti, adesso è arrivato anche Yu, una bella concorrenza, 4 schiacciatori di buon livello, tutti e 4. Sì, ci sono forse 2 titolari fissi, credo, no? Ma questo io non lo so, questo so l'allenatore, ma penso è importante per noi perché con tutte le squadre forti hanno, non lo so, 3-4 schiacciatori e il campionato è molto lungo e penso per noi è perfetto così. Dico, è un bene o un male avere 4 giocatori su un ruolo così importante e delicato come quello del martello ricevitore? Diciamo che partono virtualmente alla pari. Beh, più che un bene o un male è una necessità, perché abbiamo visto proprio in questa giornata, alla fine se guardiamo l'esordio c'erano De Marchi e Rosso e non c'erano alternative per i problemi fisici di Sebastian, perché Yu era impegnato nei giochi asiatici, ma al di là poi della contingenza appunto del debutto di quel caso particolare è una necessità anche perché a questi livelli non puoi permetterti appunto di lasciare nulla al caso e di non tentare vie alternative, lo si è visto bene a Monza ad esempio quando proprio Sebastian entrando in campo ha dato sicuramente, se non altro, più equilibrio nella seconda linea e comunque un apporto importante anche in fase offensiva, per cui credo sia una lotta interna a cui devono, tra virgolette, rassegnarsi, perché è giusto che ci sia, tra l'altro, giocatori che hanno bene o male caratteristiche differenti e dunque di volta in volta possono essere impiegati a seconda delle necessità. Scherzavo peraltro con Paolo a fine partita, nei limiti in cui si poteva scherzare dopo una sconfitta così, dicendo che comunque un segnale positivo c'è stato, chi è entrato alla panchina ha dimostrato di valere, non dico i titolari, nel senso della frase fatta che fa differenza tra panchina e titolare, ma ha dimostrato di poter stare in campo tranquillamente. E diceva sì, questo è un segnale positivo, vuol dire che la squadra però che è andata in campo subito era sbagliata. E quindi è colpa sua. E quindi è colpa sua, ma insomma almeno c'era ancora la voglia di scherzare anche dopo una partita così, come è giusto che sia. Com'è tornato Yuko Ishikawa? Ieri l'ho un po' rincorso per fargli un'intervista, ma mi è un po' sgusciato via. No, bene. Tranquillo? Bene, sì, fa un po' fatica a riprendere l'italiano, però no, quello è normale, quando ritorna è sempre in difficoltà, no, però l'ho trovato bene, carico, sta bene fisicamente. Ascolta, c'è Montagnani che mi parla sempre bene e lo voglio invitare una delle prossime, di Giannotti, dice che quest'anno Giannotti sta migliorando tanto,
sembra che non abbia voglia. Infatti sembra Forse sempre un po' non così, forse non per ne ha sbaglio, tanta. no? E forse non ne ha tanta, però va forte nell'allenamento, va molto forte e sta crescendo molto bene. Ah, guarda, glielo dirò quando verrà, perché il primo giorno di allenamento, quando avete fatto i test, abbiamo fatto questi 2 chiacchiere e lo vedevi proprio, cioè, come dire, sì, sono qua, mi ha richiamato, devo star qua a fare il 12esimo. In realtà, secondo me, qualche spazio se lo può ritagliare. Sì, no? sì, effettivamente sta crescendo veramente tanto anche in allenamento, ci scherziamo sopra perché adesso che poi sei stretto con me quasi sempre, io lo dico, dacci dentro perché non te ne accorgi ma migliori. Anche perché ha messo su un bel po' di massa muscolare, mi hanno detto, sì, no? esatto. E la compagine di soci invece è a massa muscolare quest'anno o vi state allenando anche voi? Come siete con la preparazione? La massa muscolare c'è, fortunatamente c'è e dovrà crescere ancora di più, quindi ci stiamo allenando per l'inserimento di altri soci, perché nostra intenzione è crescere e arrivare a quel fatidico 99 come numero, siamo circa a 60 e cerchiamo soci che come noi vogliono farsi coinvolgere in questa avventura. Un'avventura che è nata 3 anni fa in maniera un po' scellerata, siamo partiti in 9, forse senza A capire... casa di Fabio Cremonese, Galzignano, no? Questa cena. Sì, senza capire bene cosa stavamo andando incontro, in effatti. Siamo Adesso l'hai capito tu cosa stai andando incontro? sì, Cominci a rendertene adesso, conto. ma sono soddisfatto perché è un gran progetto. Abbiamo messo in piedi una struttura solida di base che potrà solamente crescere. È un progetto che ci coinvolge a 360 gradi, quindi non solamente a livello sportivo, stiamo mettendo in piedi operazioni di business tra noi soci e con quelli che vorranno entrare. Quindi è un programma di crescita che sta portando degli ottimi risultati. Mauro, tra l'altro, che fa parte del mio gruppo di lavoro, perché adesso Ecco, infatti volevo chiedervi questo, perché vi siete fatti di questi gruppi di lavoro, ma cosa fate? Cioè fate delle gran cene, delle gran bevute, cosa fate? Questi gruppi di lavoro, spiegatemi un po' perché io non mi fido molto. Ci siamo resi conto che gestire come era nata una struttura, una società del genere non era più possibile. Quindi all'interno, quindi noi stessi soci, abbiamo creato dei gruppi di lavoro e ogni gruppo di lavoro focalizza l'attenzione su un aspetto della struttura societaria. Io, Mauro e Cristiano Rampia, ad esempio, curiamo tutta la parte budget, quindi merchandising, quindi vendite, quindi spazi pubblicitari, tutto quello che ruota attorno alla visibilità e alla vendita di prodotti, servizi, chiamiamoli così, per portare degli introiti in società. Poi ce ne sono 3, c'è Gabriele Graziani, c'è Marco Fabris e Gianni, esatto, dell'Inter, che ogni tanto mi sfugge il cognome, esatto, che curano la parte amministrativa. Quindi ci siamo dati dei compiti ben mirati, perché questa è una struttura importante, vogliamo portarla a alti livelli, tutti i soci sono coinvolti, questi gruppi di lavoro sono proprio come si può dire, il risultato di questa start-up per arrivare a certi... E funzionano, Mauro? Sì, funzionano perché i gruppi coadiuvano un po' l'operato del Presidente. Prima, come dicevo la volta scorsa, il Presidente... Adesso è un po' in vacanza il Presidente. Adesso è un po' in vacanza. Si è tolto qualche rottura di scatola? Sì, sicuramente i soci con questi gruppi danno una grossa mano. Ascolta, il nostro Presidente è un carismatico, guai non avere una persona come Fabio, guai. Cioè, lui dove si muove crea confusione, nel senso buono. E questo per noi è importantissimo, quindi la sua figura carismatica è fondamentale all'interno di una struttura come questa. Se tu dovessi così prefigurare un identikit di un socio ideale, di un socio perfetto che magari ci sta ascoltando adesso e dice ma aspetta che vado a dargli una mano a quelli della pallavolo Padova, che caratteristiche dovrebbe avere? Deve essere una persona a cui piace farsi coinvolgere, ma non solamente in ambito sportivo, ma anche goliardico, come noi facciamo sicuramente alle nostre cene, ma questo per consolidare la nostra struttura societaria. Creiamo del business tra di noi soci, quindi uno deve vedere anche questa opportunità. Quindi all'interno della nostra struttura tutti possono essere soci, l'importante è viverla, cioè entrare, esserci, viverla all'interno, dare la disponibilità per quello che ognuno di noi può dare in tempo, chi in altre forme, non dico quali ma lo faccio capire, quindi esatto, però non c'è un socio o un identikit preciso come può essere in altre realtà. Vogliamo il socio che con noi viva. Qualche socio questo. donna, visto che siamo in mezzo alle donne stasera? Qualche socio donna. Come siete con le quote rosa? Tutte le nostre donne.
Noi abbiamo tutte le nostre mogli che tanto quanto noi partecipano, soci anche loro. sono socie nostre al uguale, 50% e comunque grazie a loro riusciamo anche a tenere coeso questo gruppo perché le donne sono fondamentali. A proposito di cene, tu parlavi di cena, adesso ho sentito che ieri sera, Simone, avete fatto una cena un po' particolare, ci vuoi spiegare cosa è successo? E chi l'ha pagata? Ne parlavamo prima, la cena da semenzato, perché abbiamo vinto con Piacenza, lui al mattino ha promesso cena di pesce in caso di vittoria perché l'anno scorso ha fatto un anno non bello là, era l'ex fresco, quindi ieri ha saldato. E com'è andata la cena? Bene, è stata bella sì. serata. No? Quanti eravate? Tutte la squadra? C'erano anche degli intrusi? Semionov malato, Porco. che si è ammalato ieri, per il resto staff completo, quindi... A queste cose non si manca mai di solito, no? Più che altro quando si una cena di pesce offerta non capita sempre, al massimo Santuzzi ci porta in pizzeria, quindi ne approfittiamo per una cena migliore. Ascolta, a proposito, non era solo lui quello che aveva un po' il dente avvelenato con Piacenza, ma anche Gonzalo, che adesso sentiamo. Non lo so cosa può essere successo l'anno scorso in quella squadra. È stato il classico anno storto, quanto ho capito. Non si sono trovati, non so se con la società, con l'allenatore, con i compagni, però è un anno che hanno voluto dimenticare subito, l'hanno fatto molto bene. L'hanno fatto molto bene. Allora sentiamolo Gonzalez appunto a commentare anche lui la partita di Monza e a guardare avanti. Prego la regia. Javier, cosa è successo a Monza? Dei set giocati molto bene, dei passaggi a vuoto e poi alla fine quasi quasi stavate per vincere. Penso che quello che è successo è che siamo partiti un po' contratti i primi 2 set, dopo ci siamo sciolti un po', però alla fine abbiamo pagato un po' la nostra pazienza. Adesso dobbiamo lavorare che non possiamo più partire così perché è successo anche con Trento, quindi adesso ci stiamo facendo un po' un esame di coscienza tutti quanti, ci stiamo allenando bene, stiamo lavorando anche con Paolo su queste cose perché sappiamo che questo non sarà un campionato facile per noi, non approfittiamo le opportunità che ci danno le altre squadre. Sarà un po' difficile, però niente, dopo si vede in campo che quando siamo un po' sciolti le cose ci vengono bene, siamo tutti tranquilli. Per questo motivo, come ti ho detto prima, dobbiamo cercare di non partire contratti così tutte le volte. Cosa ti piace di più di questa squadra fino a questo momento? Ti devo dire, fino a questo momento, l'altro giorno parlavo con Paolo, la unità che c'è in questa squadra, che penso che per me e per la squadra è una cosa molto buona. Dei ragazzi molto disponibili, non ci sono queste prime donne, stiamo tutti lavorando per uno stesso obiettivo. Questo per me è la prima cosa buona che c'è questa squadra. Poi i problemi tecnico-tattici ne abbiamo tutti. Penso che lavorando come stiamo lavorando insieme possiamo superarli. Domenica riposo e poi Verona, primo vero scontro diretto. Domenica riposo però il weekend mica tanto perché ci alleniamo anche doppio il sabato e lunedì ripartiamo subito. Scontro diretto contro Verona che è una bella squadra, è una delle contendenti nostre per non retrocedere, per stare lì in classifica. Dobbiamo, come ti ho detto prima, andare lì belli convinti e giocare bene. Giocare bene Sebastian, come ti trovi con un cubano che mi sembra abbia così una filosofia un po' diversa? Sono adesso in camera insieme con lui per le trasferte, lui è un bravo ragazzo e sì, mi piace. Un tedesco e un cubano assieme è bellina. Bellina, Ha fatto apposta Paolo, secondo me. Sì, tutto a posto. Ho capito il tranquillo di prima. Quando lui prima ha detto tranquillo, adesso ho capito perché è in camera. In camera comincia a prendere un po' di spagnolo, portoghese, esatto. Allora, prego la regia perché cominciamo a parlare del prossimo turno e vediamo in grafica il quadro completo del prossimo turno e poi lo approfondiamo. Prego. Prossimo turno che si è già giocato per quanto riguarda la Fidia Padova, che appunto ha perso 3-0 con l'Itas, ma il quadro si completa con questa bella partita tra Macerata e Piacenza e poi Androli Latina, Marmi Lanza Verona, anche questo è uno scontro abbastanza diretto dal mio punto di vista. Altro scontro diretto Sisli Belluno, Tonno Calipo Vivo Valencia, Casa Modena con Acqua Paradiso Monza Brianza, Brebanca Lannuti Cuneo con M Roma Volley e San Giustino che ospita la CMC di Ravenna. Questo è il quadro
completo, ma Diego, ci proiettiamo già alla partita di Verona. Allora, abbiamo qualche notizia su Meoni che si è fatto male domenica scorsa, non ci sono fratture ossee, c'è una lesione al tendine del dito. Quindi non dovrebbe essere una cosa molto grave, ma noi auguriamo a Marco di riprendere per il bene che vogliamo, ovviamente. Però con questo Calderani in campo, questi hanno vinto 19-17 con la Sisley, no? Sì, mi risulta migliore in campo, migliore in campo, dell'incontro assieme a Crom, peraltro un ex, altro giocatore che a conosciamo. forza di ex quest'anno non andiamo più fuori. Sì, si riesce più a girarsi. No, sicuramente credo, non so, adesso dipende dall'infortunio di Meoni, se riuscirà a recuperare, ma comunque Calderani ha dato evidentemente garanzie. Parlavi bene appunto nell'intervista a Gonzales di scontro diretto, dicevi bene, e a tutti gli effetti lo è, e non ci si può nascondere, insomma, per quanto ci sia, come dicevamo, equilibrio, è evidente che Verona è una delle squadre da battere, insomma, contro la quale i punti valgono doppio, per cui sarà particolarmente importante stare a vedere. Ascolta, insomma. Belluno. A leggere i nomi, uno dice, no, una squadra così che c'ha Fei, c'ha Austin, c'ha De Togni, insomma una squadra so come palleggiatore, sta facendo molta fatica e tecnicamente ci può stare, perché voglio dire, in questo momento vediamo che chi più chi meno, insomma non c'è nessuno che sta brillando in maniera straordinaria. Ci può stare che questo trasferimento di città, con tante incognite ancora davanti, del tipo quest'anno c'è ancora Sisley, ma l'anno prossimo se nessuno prende in mano la situazione potrebbe anche essere, ci auguriamo di no evidentemente da veneti e da amanti della pallavolo, che possa chiudersi un'avventura, possa in qualche maniera influire anche sul rendimento di giocatori pur straordinari come Fei e compagnia guarda, bella. già quest'anno comunque, quest'estate è stato un continuo balletto, insomma noi che lo seguivamo anche per i giornali con le voci di mercato continue, con giocatori che sembrava fossero a Roma, invece dopo si scopriva tornavano a Treviso, invece no, erano a Belluno, e credo che queste cose comunque bene o male influiscano, perché tutto influisce poi nella tranquillità, nella mente degli stessi giocatori, e non sarebbe il primo caso appunto in cui le voci di incertezze, dubbi societari poi si ripercuotono nel rendimento in campo, perché sono convinto che un giocatore comunque sereno, tranquillo, renda alla fine di più, per quanto poi bisogna entrare ogni volta nel caso specifico, ma insomma a mio avviso sì, non è escluso che questa influenza ci sia, sicuramente no. Infatti sarà, Simone, sarà un po' un'incognita questa squadra, secondo me, Treviso, mi viene sempre da dire Treviso, Belluno, no? Nel senso che potenzialmente è una squadra che potrebbe anche, però è un po' una mina vagante, no? E io credo che non abbia questo potenziale così incredibile. Abbiamo visto anche in amichevole, se non gira Fei, Austin non è un giocatore che da solo può reggere il gioco di quella squadra. Pagano sul secondo schiacciatore perché Oguchak non ha esperienza in A1, e per cui credo che deve stare attento a Belluno a uscire subito dalla zona bassa, perché appunto i problemi ambientali anche potrebbero influire in maniera negativa. Io spero che non ne esca, nel senso che sia a lottare con noi, perché è una squadra che non credo che abbia obiettivi molto alti. Ravenna invece che impressione hai, visto che l'anno scorso è stata la nostra antagonista, no? Dall'inizio alla fine? Ravenna sarà anche lei in difficoltà, nel senso lotterà fino alla fine, però adesso gli rientrano gli schiacciatori, quindi penso che qualche fastidio in più possa darlo anche alle grandi squadre, perché le prime due non le ha praticamente giocate. Invece adesso ritornano Roberts e Quiroga, e penso che la squadra sia ostica. Tu hai ancora contatti con San Giustino? Senti ancora qualcuno lì? Sì, con i giocatori giocato l'anno scorso insieme, per esempio con il Libero, Ciovi. Sì. Ti hanno detto di Starovic, cosa è successo? Sì, penso un infortunio grave, per lui e per San Giustino, e sì, molto male. Ho sentito che si sta allenando con loro Puey, il cubano, no? Potrebbe essere un giocatore importante nel caso lo dovessero tesserare, secondo te, Puey? Ma sicuro è un giocatore bravo, ha giocato l'anno scorso all'inizio molto bene a Roma. Sì, per San Giustino adesso è senza opposto, ha giocato l'ultima partita a Urnaut, ma quando lui gioca come opposto non hanno un cambio per la ricezione, sì, così è difficile, penso loro facciano qualcosa sul mercato. A proposito, non è solo San Giustino essere in difficoltà, ma anche Modena, c'ha Piscopo e Josifov, i due dei tre centrali a piedi, con dei problemi di contratture, di strappi addominali, quindi cose anche un po'
po' delicate, quindi domenica Modena si dovrà un po' inventare la squadra. Modena che sarà, Simone, la prossima gara casalinga che voi giocherete, tra l'altro da quella partita, se non sbaglio, che è la quarta di campionato. Quinta, quindi ok, da quella precedente, ok. Potranno contare anche su Martino. Ma sto Martino, secondo te, cosa deve fare? No, mi ha fatto un po' sorridere quest'estate quando diceva che denigrava i giocatori di pallavolo che si vestono tutti nello stesso modo come Come noi voi questa sera. Non credo che loro facciano vestire adesso Modena diverso dagli altri, no? Boh, vediamo, a me sempre, io ho giocato poco contro, no? È un talento effettivamente, però non ho mai visto questo potenziale da miglior giocatore del mondo, insomma, ti dico, a me non fa né caldo né freddo quello che dice, quello che fa. Che ci sia o che non ci sia. Basta che non giochi troppo bene, quello sì. A proposito, abbiamo anche scoperto, ne parlavamo prima fuori onda, che Kubiak, che noi conosciamo perché è stato fino a poche settimane fa tesserato ufficialmente per la pallavolo Padova e ha giocato un campionato, diciamo, qui a Padova, ha esordito finalmente il campionato polacco dopo questa lunga diatriba tra il Varsavia che lo voleva e lo Jasbreski, adesso mi parte un dente a dire questo nome, diciamo la squadra di Bernardi e di Lasco hanno giocato, ha vinto lo Jasbreski e lui migliore in campo 16 punti, quindi no? Sì, è esploso. È esploso, eh? È esploso nell'ultimo anno, penso, perché ha fatto un bel campionato in Polonia, ha fatto gli europei da titolare per via degli infortuni degli schiacciatori polacchi, per cui speriamo che continui così perché si sta veramente confermando. Tu una telefonata a Crom gliela fai prima di Verona, gli dici che stia un po' tranquillo, che non faccia 26 punti come ha fatto domenica. Ma quando lui faccia 26 e io 30, siamo Va bene, uguale, non c'è problema, assolutamente. Assolutamente. Ivo, cosa dici di questo gruppo che si sta plasmando quest'anno? Che sensazioni hai? Perché noi l'anno scorso, voi soci, che avete questa grande capacità di creare anche, passami i termini, gruppo, no? Lo diceva prima, ma anche un po' quasi famiglia tra di voi. Eravate, io ho visto, con molti giocatori diventati veramente, con Simone che è ancora qui e con chi è rimasto in questa squadra, molto, molto amici anche, no? Certo. Quest'anno com'è? C'è qualche birra con Schwarz, la vai a bere o no? Non l'abbiamo ancora fatto, ma Ecco, lo faremo, allora. esatto, quindi anche noi ci stiamo rodando, no? Sono queste 4-5 entrate nuove con le quali non abbiamo ancora questa confidenza che invece avevamo con gli altri, ma sicuramente entreranno anche loro a far parte di questa grande famiglia, perché la nostra è una grande famiglia dove partecipano i genitori, le mamme, i figli, a 360 gradi siamo tutti all'interno di questo gruppo e quindi anche i giocatori devono rendersi partecipi e quindi essere anche loro all'interno di questa nostra grande società che poi è una famiglia, come hai detto te. Dovete iniziare a dare i nomi, secondo me, di tutti i soci ai giocatori che cominciano un po'. No, gli daremo le fotografie più di nomi, perché i nomi sarebbero troppi da ricordare. Con le fotografie fanno l'album, dicono questo è Tizio, quello è Caio, quindi forse fanno prima. I vecchi ci conoscono tutti quanti. Quasi. Insomma, sì. Quasi. Ascolta Simone, parliamo ancora di Verona, torniamo su questa partita qua perché secondo me comincia ad essere un primo crocevia, poi avete Modena, avete Vibo, avete Belluno, Vibo, insomma sono partite, finalmente si comincia a giocare con punti pesanti. Il fatto che ci sia o meno Meoni quanto può cambiare eventualmente in questa squadra? Vabbè, cambia perché adesso questo Calderano ha giocato l'anno scorso in A2, con tutto rispetto non vale Meoni perché il gioco soprattutto al centro di Meoni si sa che è il suo marchio di fabbrica. Aver Meoni contro aver Calderano a me spiace, però io spero di aver contro Calderano, ovviamente per noi. Però è una squadra quadrata, adesso vediamo come andrà a questo posto perché mi sembra non sia partito benissimo, però... Questo Gasparini. Sì, però i due tedeschi a banda sono bravi, soprattutto Crom è un bel terminale d'attacco, quindi... e poi al centro sono sempre, se gioca a Meoni appunto, sono sempre pericolosi. Anche perché Crom qualche volta, Sebastian qui a Padova quando ha giocato qui, ogni tanto quando avevamo avuto i problemi con l'opposto veniva schierato anche alla bisogna, come si dice, come opposto, per cui è un giocatore che... Non credo che lo faranno da subito se dovessero avere problemi con Gasparini, però... Comunque giochi e attacca tanto la palla, quindi attacca sempre 6 su 6. Tra l'altro Diego si era parlato durante l'estate molto, parliamo anche molto di Verona perché siamo seguiti in tutto il Veneto giustamente, di questo trasferimento, no, a Montichiari. Sembrava che Verona dovesse fare armi e bagagli, tu che sei bresciano penso che abbia seguito la cosa in modo particolare, sono riusciti invece a trovare, però non sono comunque bei segnali quando ci sono queste voci, no? No, sicuramente, purtroppo peraltro ritornano periodicamente o in questo o in quella piazza e non sono mai bei segnali. Credo che poi a Verona ci fosse nel caso specifico qualche diatriba col comune, comunque non ben definita, non conosco i dettagli. Resta il fatto, come dicevi tu, che non è simpatico, ma
quanto pare bisogna farci i conti con questi fenomeni perché si ripresentano ciclicamente. Ai tempi anche di Padova si diceva noi dovevamo chiudiamo, trasferirci andiamo a Belluno almeno 2 o 3 volte. a Belluno, a Ferrara. A Ferrara erano tornava, i nostri posti preferiti. Tra l'altro anche nella pallavolo femminile, leggevo oggi, c'è ancora un po' di confusione, il campionato che parte domenica e così cominciamo a parlare anche un po' di pallavolo femminile, c'è questa Forlì che ha fatto ricorso e che quindi vorrebbe tornare a fare il campionato con una squadra in più. Sì, diciamo che come movimento della pallavolo non ci facciamo delle gran belle figure quando succedono queste cose. In certi casi anche la Lega probabilmente dovrebbe fare più chiarezza prima, comunque anche semplicemente alla voce bilancio, alla voce budget, e tanti episodi, tanti tira e molla si eviterebbero. Nel femminile mi sembra che la situazione sia ancora peggiore rispetto alla maschile. Insomma, è bello poi farsi belli, perdonate il bisticcio quando le cose vanno bene, e esaltare le cose positive, però certe pecche resistono negli anni. Sì, è una voce costante. Insomma. Sì. Per tornare al discorso di Belluno, so, Simone, correggimi se sbaglio, forse tu lo sai meglio di me, che loro si allenano a Treviso, giocano a Belluno, fanno un solo allenamento a Belluno. Sì. Vivono a Treviso? Mi sa che vivono a Treviso fino a venerdì e dopo venerdì sera... Sì, anche questo secondo me non massimo. aiuta perché insomma, non dico come giocare in trasferta, però ci si va... Non può essere una cosa che avvantaggia la squadra di casa. No, infatti, assolutamente. Bene, ci fermiamo qui per la seconda parte, abbiamo buttato il primo sasso di pallavolo femminile, nell'ultima parte parleremo soprattutto di pallavolo femminile con lo Janus Selvazzano. A tra poco. Vi aspettiamo ogni giovedì sera, TV7 Triveneta, Mani e Fuori, alle 22:30. Canale 12. Potete rivedere tutte le nostre partite lunedì 23:30 su TV7 Triveneta. Eccoci qui per la terza parte di Mani e Fuori. Allora, Schwarz ci ha detto che è in camera con Gonzales, e tu, Simone, con chi sei? Cricca? No, Cricca. E come fai a stare con Cricca? Vabbè, 2 anni che lo sopporto ormai. Ma ha ancora tutti i suoi... Quest'anno la prima l'ha saltato. Adesso vediamo quanto resiste, però mini spieghiamo bilancia... Perché lui è maniaco di cosa? Dell'alimentazione? No? Sì, lui segue un regime suo e dice che con quello si trova bene, per cui fino all'anno scorso, quasi non pranzava con noi, cioè magari si portava via dei tupperware così, si metteva dentro quello che gli serviva, andava su in camera e io magari facevo le mie cose e lui cominciava a mangiare, sembrava di avere la mamma. Quest'anno meglio invece? Quest'anno non ha portato niente. Cosa è successo? Neanche... Come mai secondo te? O dice che è stanco di essere preso in giro, che non vuole più essere... E poi evidentemente si è messo in pace con se stesso un po'. Glielo chiederemo. Bene, cominciamo a parlare finalmente anche di pallavolo femminile, di Polisportiva Janus 2010, perché Claudio Rossetto, che è il presidente, mi ha detto che questo è il nome corretto. Certo. Polisportiva Janus 2010, città di Selvazzano. Ci vuole un poster per scriverlo. Sì. Poi noi la chiamiamo Janus, che è chiaro, che è un nome storico di Selvazzano. Quindi... Ascolta, spiegami un po', allora, io ho avuto la fortuna di partecipare alla presentazione che avete fatto agli impianti sportivi Ceron di tutta questa polisportiva, spiegami perché è nata, quali sono gli obiettivi e che cosa... Perché noi parliamo di pallavolo, che cosa raggruppa, ma non raggruppa solo pallavolo. No, sono 4 settori, pallavolo, calcio, basket e rugby. Rappresenta 6 società con 1467 atleti, dai più piccoli alle categorie più adulte, tipo questa che è una Serie C. Quindi è molto interessante come progetto perché Selvazzano intanto è, mi pare, la seconda città di Padova, dopo Padova 22.000 abitanti. Esatto. E il problema di Selvazzano era che era molto frazionata, con queste 6 società che si contendevano fra di loro campionati, ragazzi, e i risultati non erano eclatanti. Quindi l'idea è stata quella di unire, mettere in sinergia le conoscenze, la storicità di queste società e cercare di assieme raggiungere obiettivi importanti, magari come quelli del Padova Volley. Oggi siamo piccoli, giovani, però la volontà è quella di fare bene. Sono contento che siete qui e ringrazio soprattutto Mauro Bergamaschi che appunto si è fatto, diciamo, da tramite in questo senso, perché la settimana scorsa parlavamo proprio delle difficoltà che ci sono nel mondo femminile della pallavolo specialmente a unire. Quindi dicevamo, c'era Massimo Zilio del Gazzettino, che lui è mente storica della pallavolo cosiddetta minore, che poi dico sempre minore non è, diceva che ci sono tra Serie C e 15 squadre di Serie C, 7-8 di Serie B, insomma molte squadre diciamo medie, ma che si fa fatica a mettere insieme per farne una di Serie A. Voi state dando un esempio contrario invece, cioè quindi positivo.
Sì, Cioè si può fare, voglio dire, alla fine. Tu pensa che sono 9.000, mi sembra, le tesserate nel segmento volley a Padova e provincia. Terza provincia dopo Milano e Roma, mi pare. Sì. E i risultati li vediamo, siamo in B1, non abbiamo una 2, non abbiamo una 1, minimo dovremmo avere una 1. Certo. Questo è il segnale del frazionamento, che non porta a nulla. Perché? Perché in tanti facciamo fatica a reperire le risorse per arrivare a fine stagione in maniera decorosa, e questo dissipare energie e risorse lo si vede. Quindi noi nel nostro piccolo a Selvazzano abbiamo cercato di superare le divisioni, i campanili, i famosi campanili, cosa non facile, perché ovviamente superare le storicità, certo, superare i vecchi presidenti che si portano dietro veramente 10-15 anni di attività. Tu sei stato scelto da chi, scusami? Io ero all'USMA. A Caselle, quindi? A Caselle, sì. E così, proprio analizzando questi dati, ci siamo chiesti, ma Medoacus fa una Serie C, investe abbastanza. USMA fa una Serie C, investe abbastanza, e siamo lì o per retrocedere o per la salvezza. Se uniamo queste forze e queste conoscenze non potremo tentare obiettivi più importanti. E da lì è partito tutto, poi è collimato anche con la nuova amministrazione, con un assessore dello sport che guarda avanti, e quindi si è fatto un po' da ambasciatore di questo progetto, cercando di unire tutte le associazioni. E ad Antonio Civiero, che è il coach della Serie C, che squadra è venuta fuori alla fine di questo mix? È una domanda che mi aspettavo. Sì, Una squadra che penso competitiva. Poi io credo che quando cominci un campionato devi avere sempre il diritto di poter sognare, di poter pensare, di poter arrivare primo, o comunque insomma di poterti giocare le tue carte. Credo che la squadra sia competitiva, per come lo intendo io. Competitiva significa poter giocare ogni partita con la possibilità, la volontà, ma soprattutto la possibilità concreta di poterla vincere. Poi è chiaro che entrano in campo tutta una serie di fattori che non sempre dipendono dalla tua volontà. Credo che possa essere una squadra competitiva. Poi questo, quanto competitiva, sarà il campo a dirlo. Insomma. Coppa Veneto come sta andando? Beh, Coppa Veneto bene per il momento, anche se è giusto sottolineare che come sempre la Coppa Veneto, che raggruppa squadre di Serie C, di Serie D, prime divisioni, è un format che secondo me lascia un po' il tempo che trova, insomma, ecco, nel senso che, per l'amor di Dio, per la federazione è comunque un qualcosa di positivo, perché ci consente di giocare. Certo. Poi è chiaro che il livello fra le varie squadre può essere molto diverso, insomma. Certo. Quindi di fatto noi giocheremo un'unica partita impegnativa, che è la prossima, e poi comincerà il campionato, quindi di fatto siamo un po', non dico al buio, però anche noi non sappiamo di preciso cosa valiamo, insomma, c'è molta curiosità. Campionato 16 ottobre. Il campionato comincia il 15 ottobre e poi dove giocate? Il vostro impianto di riferimento qual è? Il nostro impianto è a Caselle di Selvazzano. A Caselle, sì, all'USMA, sì, diciamo alla presta dell'USMA. Sì. Mauro, alla Pallavolo Padova tu sei lì come socio nel gruppo di Ivo, del budget e via dicendo. Qui come ci sei entrato? Ti hanno tirato dentro, sei entrato tu? Perché tu, io dicevo l'altra volta, adesso non voglio lisciarti troppo, no? Perché poi mi dicono che... No. Ecco, però tu dai una mano alla società sportiva, sei entrato perché vivi e lavori vicino a Selvazzano, come mai sei anche lì in mezzo a questo bel gruppo di società? Sì, beh, principalmente mi piaceva l'idea, no? Poi sono lì a Selvazzano e un po', diciamo che l'idea è venuta anche da Pallavolo Padova. Il fatto di unire così tante persone assieme per un progetto comune, con la differenza che a Selvazzano abbiamo unito più squadre, quindi sport diversi. Però l'idea è molto simile, cioè l'idea di mettere assieme aziende, quindi imprenditori, associazioni, per il bene comune. Nel caso di Selvazzano per il bene della città di Selvazzano, che insomma in questo periodo ci sono stati parecchi rinnovamenti, perché poi dalle squadre si è passato anche a un rinnovamento nella gestione degli impianti storici, impianti Ceron, e che adesso sono ritornati. Diciamo. Ecco, vogliamo dire che avete, io dico avete, nel senso come città di Selvazzano, creato anche un campo di beach soccer, un campo di, cioè c'è un centro che sta diventando pulsante, un bar sempre aperto, insomma, no? Si sta creando dell'aggregazione, poi bastano poche cose a volte, no? Sì, basta pochissimo, è vero che basta poco, servono risorse, serve anche l'impegno di molte persone, ecco, insomma. Quindi ci sono persone che veramente hanno dato molto in questo periodo,
anche sacrificando a volte il lavoro, la famiglia, e i risultati sono ottimi, direi che sono Presidente, volevo chiedere, Rossetto, cos'è che vi manca di più in questo momento? Non so, avete un problema di impianto, un problema di risorse, un problema ancora di aggregazione? Cos'è che se lei potesse avere una bacchetta magica farebbe comparire improvvisamente? La giovane età, che detta così non è negativo perché va benissimo, quindi ci sono idee nuove, però siamo giovani, siamo alla seconda stagione e quindi l'amalgama, il gruppo, la capacità di capirci al volo sono cose che vanno costruite dedicandoci dei ritagli di tempo, perché nessuno di noi lo fa per professione. È ovvio che chiede del tempo, chiede del sacrificio, chiede tante volte anche la capacità di fare un passo indietro, perché più teste pensanti vanno benissimo perché le idee sono maggiori, la difficoltà è poi di ritrovare assieme la sintesi. Però ci stiamo lavorando e le cose stanno funzionando, come diceva Mauro, dal 20 di giugno siamo i gestori degli impianti Ceron, dai primi di settembre anche la Colbe è arrivata, l'impianto di Caselle. Questo mettere in linea anche gli impianti aiuterà moltissimo nel far superare i campanili, perché tu parlavi della manifestazione che abbiamo fatto il 24, la cosa che a me è piaciuta moltissimo è vedere i colori delle varie società sparsi per l'impianto, cosa che non si vedeva prima. Questo deve essere questa contaminazione che deve partire dai ragazzini e un domani si dovranno sentire veramente attaccati alla maglia, perché noi crediamo che i format più importanti che ci sono oggi, noi guardiamo spesso anche al calcio che è un'attività, un settore più avanti di noi, il format Barcellona premia, quindi a noi piacerebbe un domani sfornare ragazzini che vadano a finire nelle prime squadre e che siano cresciuti all'interno dei nostri vivai. E su questo fronte mi piacerebbe aprire anche delle collaborazioni con società più avanti di noi, proprio per lavorare su questo. Una domanda la devo fare, non vorrei essere frainteso o che uno mi dica che parlo di affari privati in luogo pubblico, ma quando fate la pallavolo maschile a Selvazzano? Allora, che non c'è niente da quella parte di Padova, te lo dico, lo vedi come te lo dico? Pensa che noi nel mini volley gestiamo anche i bambini piccoli. Fino a poco tempo fa c'era la polisportiva Tencarola, però che si sta sfaldando perché non c'è stato un ricambio. Da questa stagione, quindi noi da ottobre, fino a ottobre cominceremo a lavorare ai progetti sportivi del 2012-2013. Ragioneremo anche in virtù del maschile. Sì. Perché credo che poi questi ragazzi... Un bacino di utenza tra l'altro diciamo potenziale, molto ampio, perché di squadre veramente maschili ce ne sono poche un po' dappertutto, perché sappiamo bene che il maschietto è più propenso a giocare a calcio o a rugby come voi mi insegnate. Però è anche vero che se c'è l'opportunità, se c'è come posso dire, la squadra... L'humus. Se trovano l'humus, è chiaro che se non c'è niente uno certo. va dall'altra parte. Quindi... Pensa che noi abbiamo organizzato i centri estivi per la prima volta, centri estivi sportivi nell'impianto Ceron, sono stati coinvolti fra giugno, luglio, agosto e la prima settimana di settembre 600 ragazzi. Questa è la potenzialità. Da lì poi sono ragazzini piccolini che devono ancora decidere cosa fare. Che tipo di sport, lì bisogna e poi dare la continuità con le varie formazioni under 13, under 14, certo, under 16 in modo tale che ci sia un percorso davanti. Bravissimo, avremo la capacità di sfornare categorie di alto livello, bene, se no passeremo la palla a chi lo sa fare meglio di noi. Questa è Ma deve essere questa la logica dello sport, se no siamo destinati a lavorarci sodo per anni, alcuni anni, finché ci sono risorse, poi fare i passi indietro, come conoscete voi meglio di me la situazione. Quindi va superato il localismo, il pensare solo su se stessi, dobbiamo aprirci molto. Dov'è la capitana? Il gelo, non c'è la vice capitana. Eccola lì. Allora passiamo il microfono. Sapevamo che tu avevi un discorso prontissimo. No, solo una battuta sul gruppo, su come state vivendo questa nuova avventura. Mi dicevate prima fuori onda che qualcuno di voi viene, diciamo, dalle zone di Selvazzano, ma qualcuno viene da fuori. Diciamo che siamo abbastanza ragazzi ancora dell'anno scorso. C'è qualche aggiunta nuova di quest'anno, però ci siamo integrate subito benissimo e adesso speriamo di portare tanti risultati a casa. E l'allenatore com'è? Bravissimo. No, insomma, per ora va tutto bene e poi sarà il tempo a vedere. Ma è vero che avete allenamento stasera? Forse? Sì? No?
Potremmo, è saltato. Potremmo parlarne. Com'era l'accordo? Ci riscaldiamo per strada adesso, torniamo a piedi, ci riscaldiamo per strada. Ascolta, obiettivi abbiamo detto comunque ancora difficili da vedere. Caratteristiche tecniche in 30 secondi della squadra, qual è il vostro punto di forza? Ma secondo me il nostro punto, credo, da quello che così, dopo saranno i risultati come sempre, credo che sia una squadra che possa essere molto equilibrata in ricezione, cioè abbiamo buoni ricettori, poi magari sabato prendiamo 20esimi, ma questo è un altro discorso. E quindi da questo credo che possiamo essere una squadra equilibrata, cioè una squadra che comunque magari senza grandissimi punti di forza ma neanche senza punti di debolezza, insomma. Credo che i fondamentali di seconda linea siamo messi bene, quindi poi insomma una squadra si costruisce dalle basi, quindi se non si riceve non si difende diventa difficile. Sono contenti i palleggiatori, no Tiberti? Avere una buona ricezione credo che sia, cioè te la sogni di notte, anche avere la palla tu fermo, che è la palla che ti arriva in mano e tu... Allunga anche la carriera, no? Sì, assolutamente, assolutamente. Presidente, e le altre società, se torna il microfono, le altre società in 20 secondi, perché come vedi ci dicono che siamo arrivati, le altre società del gruppo, rugby, calcio, obiettivi? Beh, con il calcio abbiamo conquistato la prima categoria al primo anno di attività, quindi benissimo. Quest'anno puntiamo alla salvezza, squadra giovane, il rugby è una serie C e il basket è una promozione, e poi abbiamo un paio di squadre di juniores under 19. Voglia di fare, entusiasmo c'è, non deve mancare mai. Guarda, rubo 2 secondi, oggi è morto Steve Jobs e il suo detto era: abbiate fame e siate folli almeno nei sogni e nei pensieri. Questo auguro a tutti, cioè avere questa fame e dimostrarlo in campo. Tutto lì. Grazie allora alla Polisportiva Janus, ci hanno detto tante belle cose, l'in bocca al lupo per la stagione, soprattutto perché finalmente a Padova, dopo così tanti anni in cui ognuno pensava al proprio orticello, vedere questi esempi fanno sicuramente bene. Io ricordo un appuntamento che non riguarda la pallavolo ma riguarda un po' il Palafabris, riguarda uno dei soci della Pallavolo Padova. Domenica c'è, domenica 9 ottobre alle ore 9 parte la Padova 21, la mezza maratona a cui Diego, io sono chiaramente iscritto e sono tra i favoriti, è d'obbligo della vigilia, questo te lo dico. Vorremmo attifarti. Assolutamente, vediamo poi il tempo che farò, è un bel appuntamento, si passa anche per tutti i luoghi dello sport padovano, Ivo, tra cui il Palafabris, quindi passeremo di corsa anche dentro al Palafabris. Ricordo i prossimi appuntamenti, quindi questa domenica mezza maratona, Ostra Padova Viva per chi vuole camminare per il centro di Padova, farsi una bella corsa, non c'è la pallavolo, quindi nonostante Gonzales abbia detto che c'è il doppio allenamento sabato, la Fidia è ferma, tornerà a giocare domenica 16 ottobre alle 17:30 a Verona. Ringrazio i miei ospiti, il primo applauso per la Polisportiva Janus 2010 di Sevazzano, grazie, in bocca al lupo, grazie a Simone Tiberti, capitano Fidia Padova, applauso anche per Simone. Sebastian Schwarz ha un obiettivo quest'anno che è quello di controllare Gonzales nella sua camera, che non faccia troppi danni. Grazie, in bocca al lupo Sebastian. Grazie Diego Tiro del Mattino di Padova. Grazie. Ciao. Buonasera. Ringrazio Ivo Lamenti, uno dei soci fondatori della Pallavolo Padova. Grazie a te. Grazie E un grazie finale particolare a Mauro Vegamaschi che è stato con noi anche questa sera. Grazie Mauro, l'appuntamento come sempre se lo vorrete è per giovedì prossimo alle 22:40, TV7 Triveneta, canale 12. Buonanotte.